Ecco qua. Allora, chiedo scusa per voi di YouTube. Adesso penso che si sente, giusto? Avevo dimenticato di aprire i microfoni, ragazzi, e poi mi sono fatto del chiarello, per voi di YouTube avevo dimenticato di aprire i microfoni. Penso che si sente adesso, giusto? Datemi un cenno. Per voi di YouTube, si sente tutto a posto? Dico, si sente adesso, giusto? Ringraziamo l'amica Rock Spirrel. Buon pomeriggio, maestro Cleo Zero. Sì, io sono il numero 0. Ciao Giulia, buon pomeriggio. Io sono il numero 0 perché lo 0 viene prima del numero 1, quindi chiamandomi il numero 1 mi si offende perché io vengo prima del numero 1, numero 0. Va bene così. Allora, sei tu nella foto del profilo. Interessante, Giulia. Bellissima donna. Complimenti. Mica si offesse io. Benissimo, ottimo, complimenti Giulia. Allora, per parlare con me bisogna telefonare al numero 345 630 8172, ripeto, 345 630 8172 per comunicare con me per i vostri seri problemi. Ricordatevi che io effettuo anche consulti nel privato al solo costo di 30 euro.
per coloro che non vogliono farsi sentire dagli altri e vogliono comunicare con me aum, come dico sempre io, è possibile farlo. Ricordiamo sempre che il sottoscritto ha iniziato il suo cammino spirituale all'età di 20 anni. Questo sono io, questo bel giovanotto, sono io all'età di 20 anni. Purtroppo l'età passano gli anni e l'età avanza, quindi oggi sono così, ieri ero così, all'età di 20 anni. Quindi per ricordare a tutti voi che quello che dico è realtà. Quando dico sono 44 anni, 43, 44 anni di attività, è la pura realtà. Allora, Giulia dice: ho preparato il ragù, volete favorire? Sono un'ottima cuoca. Io amo la cucina, Giulia. Io amo la cucina, godo con la cucina, amo cucinare. A casa mia io mi faccio dei bei pranzetti da solo, mi metto bello e mi preparo ottimi pranzetti. So cucinare, ringraziando Dio, me la cavo molto bene. Antonino Cannavacciuolo, se viene a mangiare a casa mia, mi deve lavare solo i piatti, perché il resto ci penso io. Allora, linee libere 345 630 81 72. Chi vuole fare una domanda lo può fare tranquillamente. Linee libere al momento. Magari, anche la tua passione è la cucina, anche la mia. Io amo la cucina, io dico sempre, perdonatemi, ma è così. Il vero uomo si vede a tavola e a cucinare, perché chi non sa cucinare, chi mangia cimignato, come si dice a Napoli, non è un vero uomo, è sciapito, Due gemelli pazzi, sì. Allora, linee libere, forza, 345 630 81 72 per chi vuole parlare con me. Ripeto, 345 630 81 72. Pronto? Buongiorno, prego. Prego. Cosa vogliamo controllare? Se vedo un miglioramento nella sua vita. Perfetto. Ben rientrato allora, Allora, un attimo solo. Allora, l'amica Roxy Pirello dice: maestro, io ho visto una sua ricetta, quella dei friggitelli in padella col pomodoro. Sì, ho tante ricette. Io ho un altro mio profilo dove mi diverto a cucinare, pubblico spesso video delle mie ricette. Si chiama Smav Radio. Se voi andate a mettere il seguito su TikTok, su Smav Radio, mi trovate lì con tanti bei video di divertimento, perché mi diverto a cucinare. 1, 2, 3, Alessandro.
attimo solo. Alessandro, io vedo nella tua vita inganni ed disordine dovuto ad altre persone che hanno approfittato della tua bontà, della tua speciale gioia di amare. Verissimo. È vero? Sì, verissimo, verissimo. Sarà capitato. È proprio così. Allora, il discorso che tu hai detto, basta, mi sono rotto i maroni e voglio iniziare una vita dove mi dà gioia, serenità e benessere. Sì, giusto. Anche questo è vero? Sì, verissimo. Per la miseria, so ancora indovinare. No, è molto bravo. Allora, hai pensato anche a uno spostamento da dove tu vivi, una partenza. È verissimo. Anche stamattina. Questo è vero. Stamattina ci pensavo. Ma sarà capitato anche questo. Allora, ascoltami bene. Tu avrai un futuro ottimo con l'arrivo dell'anno nuovo. Tutto il resto di quest'anno, perché siamo quasi alla fine, diciamo, perché settembre, ottobre, poi, ti servirà per valutare quello che da fare per vivere una vita lontano dagli infami e dalla cattiveria. Ok? E la posso contattare questo numero? Sicuramente fai richiesta tramite WhatsApp ed avrai informazioni. Arrivederci. Allora, sì, il profilo dove potete vedere i miei video di cucina e tanti altri video, qui su TikTok si chiama Smav Radio, perché è una radio, perché io ho una radio dove iscrivendovi a questo profilo TikTok Smav Radio, vedete che sul profilo trovate il link dove potete cliccarci sopra e ascoltare la buona musica napoletana in H28. Quella è una mia radio, una mia creazione che andate a visitare. Allora, pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Buonasera. Spero di dire una cortesia. Io sono cancro, mio marito è 23 agosto, Leone dice Vergine, adesso non è vita. Voglio sapere se tra me ci sarà serenità perché da quando siamo sposati c'è qualche pizzerino. Da quant'anni sei sposato? 24. Allora, mi dici quanti anni c'hai tu, che segno sei? Io ho compiuto 51, sono cancro. Mio marito è del 68, ripeto, 23 agosto, non so se Leone o Vergine. Sì. Ok, un attimo solo. Allora, l'amica Giulia dice: l'ho sognato stanotte, maestro, sperando che ho fatto il bravo, nei sogni, sperando che ho fatto il bravo.
Roxy Pirriel dice: maestro, noi le facciamo ottima pubblicità, si fidi, è bene che lei lo sappia, abbiamo stima e rispetto ma anche simpatia per il suo meraviglioso lavoro, grazie. No, assolutamente Giulia, io sono una persona che amo la vita, amo godermela in tutte le sue forme, quindi non mi offendo e per me è un piacere. 1, 2, 3. Capito Giulia? Il lavoro per me è sacro, è il lavoro, l'amicizia è amicizia, altre cose sono altre cose. Accetto tutto dalla vita. Un attimo allora. Allora, nella vostra vita matrimoniale ha cominciato un po' ad andare un po' all'incontrario da un evento che è capitato o che è successo esattamente 3 anni fa. Ho capito. Ti trovi? Sì, sì. Come faccio a saperlo io? Infatti non mi fidavo e non vedevo la sua bravura, non chiamavo. Proprio per questo. Da quel preciso istante di 3 anni fa, da questo evento, ha cominciato il vostro matrimonio a andare tutto all'incontrario. A non capirvi più tra di voi, alla freddezza e all'incomprensione. Esatto. Quindi io suppongo che nella vostra abitazione si sono formate delle energie negative, che queste energie mi fanno respirare solo male e niente di buono. Questa è la pura realtà. Avevo capito questo, maestro, immaginavo questa cosa. Questa è la pura realtà. E cosa posso fare, maestro? Tu da dove mi stai chiamando? Provincia di Foggia. Quando succedono queste cose qui, voi vedete che nelle mie live non parlo mai di queste cose, perché quando non c'è niente non c'è niente. Ma quando succedono queste cose qua, l'unica cosa da fare, trovare una persona come me di coscienza che viene a casa vostra e viene a fare una purificazione ambientale, si chiama purificazione ambientale e solo questo. Ma chi ha fatto questa cosa, maestro? Ma allora, questo non lo potremo mai sapere. Io dico il peccato, non dico il peccatore. Ok? Sì. Okay. Tutto va bene. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Allora, l'amico Angelo Ferrari dice: ciao Cleo, buon pomeriggio, buona trasmissione, sei sempre il numero 1. Grazie Angioletto. L'amico Angelo.
Grazie di cuore, Angelo. Rox Perrell dice il maestro è di ampia veduta e ha una mente apertissima. Giulia, sì, molto bello il sogno, siete mio portafortuna. Sarà perché credo in voi veramente. Grazie Gioia, grazie. Pronto? Pronto? E non è pronto. Non è pronto. Allora, Angioletto, devo dirti che quei tarallini erano la fine del mondo. Erano la fine del mondo, lo voglio dire pubblicamente, voglio ringraziarti pubblicamente. Ok? E soprattutto è stato un piacere stringerti la mano dopo tanti lunghissimi anni. Finalmente ci siamo conosciuti da vicino. Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora amici, tap tap tap, portiamo a 10.000 i like anche oggi. Pronto? Buongiorno. Salve. Vorrei fare una domanda. Prego. Sul lavoro. Sono Sara da Torino. Sì, vuoi sapere se trovi lavoro o già lavori? No, se trovo lavoro non sono disoccupata adesso. Quanti anni tieni? Che segno sei? Sono bilancia e ho 51 anni a pochi giorni. Perfetto, scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure 3. 3. Un attimo in linea. Salutiamo l'amico Francesco, detto Ciccio, il nostro moderatore. Ciao Francesco, buon pomeriggio, grazie. Allora, io vedo presto una chiamata da parte di una persona che ti dovrebbe dare notizie in merito, che dovrebbe darti un aiuto proprio lavorativo. Quindi io vedo prestissimo una chiamata. Auguroni. Consulta umma. Ehi pure sui casette, che parte di casette si Ehi, sto vicino a Maddalù. Oh, io sto a Santa Maria V. Sì. A Rienzo, San Lucia a Cancello, Santa Maria Vico, Maddalù. E che ci fai tu a Torino? Fammi capire. Hai visto? Faccio la costa, Crisci. Coppa Costi, Crisci, come? Hai visto il mondo quando è grande e quando diventa piccolo? Allora, consulto in privato costa 30 euro, basta fare richiesta tramite WhatsApp a questo numero. Ok. Perché voglio poi un consulto generale praticamente.
Va bene. Perché la mia vita è proprio una chiave. Una mezza. Una chiave proprio. Ok, grazie, molto gentile. Ciao, stammi bene. Ciao, ciao. Ok, altrettanto. Ciao, ciao. Pronto? Sì. Ciao, sono Valentina. Ciao Valentina. Sono nata il 15 gennaio del 99 Sì. e volevo chiederti, domenica devo fare un colloquio, vorrei sapere come andrà, se poi mi assumeranno. Vediamo cosa ci dicono le carte. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. Valentina? Pronto? Valenti, che fai? Mi senti o no? Sì, Ho tu mi detto senti? sì, scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3, 2. il 2. Un attimo in linea. Sì, le carte mi danno positività, ciò vuol dire che andrà bene. Quindi ti assumeranno poi. Suppongo di sì, se va bene vuol dire che ti assumeranno, no? Ok? Delle altre novità dalle carte? No, non è un gioco questo, Valentina. Tu mi hai fatto una domanda e ti ho dato una risposta. Ok, grazie. Buona serata, grazie. Arrivederci. Pronto? Buongiorno, sono Giusy, chiamo dalla provincia di Milano. Ciao Giusy. Prego. Allora, io mi chiamo Giuseppina, sono nata il 21 agosto del 68. Si tratta d'amore, volevo sapere se Mauro, nato il 18 11 79, si rimetterà in contatto con me. Da quando si è allontanato da te? Allora, in maniera così silenziosa e definitiva da una quarantina di giorni, da inizio di agosto, di agosto. Vediamo subito. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure 3, grazie. 2. Il 2.
Allora, le carte mi dicono che lui si farà sentire, ma senza alcun cambiamento. C'è stato un contatto così di saluto basta. Esatto, qualcosa come un saluto, un chiarimento, penso in qualcosa del genere, ma nulla che lo porta a cambiare. Va bene? Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, carissimi amici e amiche, vi volevo dire una cosa importante. Allora, io ho voluto omaggiare, questa è una novità bella, se mi fanno parlare però, un attimo in linea. Allora, è caduta. Io ho voluto omaggiare al grandissimo Diego Armando Maradona. Come e in che modo ho voluto omaggiarlo? Abbiamo creato, perché mio figlio ha un attimo in linea, grazie. Mio figlio ha un negozio di enoteca, io ho voluto omaggiare Diego Armando Maradona creandogli un caffè in cialde. E questo caffè si chiama Re di Napoli. Pensate un po', Re di Napoli, Diego Armando Maradona. E questo caffè in cialde, oltre a trovarlo in commercio presso l'enoteca di mio figlio che si trova a Santa Maria Vigo, provincia di Caserta, in Campania lo portiamo anche a domicilio. Quindi per gli interessati in Campania potete chiederlo tramite WhatsApp al mio numero, perché sarà un ottimo modo per stringerci anche la mano, perché lo consegno io, perché mi diverto. Perdo un po' di tempo, mi diverto nel spostarmi, e quindi chi desidera questo bellissimo e buon caffè in cialda che si chiama Re di Napoli lo può ordinare, perché glielo consegno io personalmente in Campania, solo in Campania. Allora, pronto? Su che cosa vuoi vedere? Ma già abbiamo fatto questo consulto in privato? Ma non adesso, nel passato. Nel passato. E quindi tu vuoi fare un altro consulto? Vuoi fare la stessa domanda? Sì. E io ti darò la stessa risposta. Quanti anni c'hai, che segno sei? Io sono Capricorno, sono del 63. Lui invece? È del 53, Scorpione. Allora, qual è la domanda precisa che fai alle carte? Da quando è andato via? Viene, sono 15 giorni che se ne è andato, viene. Allora, 1, 2, 3. 3. Un attimo solo. Allora, lui ultimamente ama vivere così, perché non vedo che tiene la testa a posto per sistemare il tutto. Mi riferisco
con la famiglia, perché questa persona è una persona che ha scelto il suo modo di vivere, sta così bene, tranquillo, trova la porta aperta quando viene, trova la moglie che l'acclama quando viene. Sono quasi una cretina. Io non direi quasi, ma del tutto. Sì, Eh sì, scusami, uno che sta bene così e gli fa piacere, gli fa piacere vivere così e non tiro un capo in terra, come si dice a Napoli, secondo te? Ma c'è un'altra cosa, secondo te, come soldi? No, qua mi dà la carta del denaro, mi dà il suo mondo che ama vivere sotto a questo aspetto, ha capito come si campa senza troppo complicazioni, capito? Ho capito perfettamente. Quindi Guarda, ma la gente si impazzisce perché è stata una persona splendida per la famiglia, tutta la famiglia, questo, quell'altro, da un momento all'altro non si è capito più niente. bella mia, si dice a Napoli, a cervello hai uno scarfoglio di cipolla. Va bene, poi ti chiamo in privato. Va bene, stammi bene, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Sicuramente Giulia, mandi la richiesta su WhatsApp e io ti spiego se hai bisogno di un buon caffè, devi bere Vedi Napoli. Te lo consiglierò io personalmente. Pronto? Salve, buonasera. Buonasera. Potrei fare una domanda, gentilmente? Sicuramente. Ok, allora io sono Marina, nata il 29 del 2000. Sì. Volevo sapere se tu, ma vuole soddisfazione 54 prova qualcosa per me. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure 3. Sì, sì. Un attimo in linea. Sì, un'attrazione fisica. Capito? No, lui gli piaci, lo fa impazzire, ma è un'attrazione fisica, quindi gli piaci come donna e gli piace la tua persona. Ok, va bene. Grazie. Arrivederci. A lei. Allora il numero è 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72 per comunicare con me.
Sì, logicamente anche lo dice Masole Ciauche, anche la macchinetta del caffè, no, anche la macchinetta comunque. Macchinette anche sì, macchinette del caffè. Stai senza macchinetta, Giulia? È grave. Allora mettete il seguo, così vi arriverà la notifica per la mia prossima live. Fate tap tap tap, portiamo a 10.000 di like. Pronto? Ti devi avvicinare al telefono? Non ti sento. Aspetta. Vai adesso. Adesso ti sento, dimmi. 24 non ti capisco. Mi senti adesso? Che vogliamo fare? Vogliamo parlare o lui mi pazziare? No, io la cosa seria. E allora togli il viva voce e avvicinati al telefono, perché tempo da perdere non ce l'ho. Mi senti adesso? Sicuro, adesso sì. Ah, meno male. Senti, sono nata il 24 gennaio dell'88 e sto frequentando un ragazzo che è del dicembre, del 24 dicembre, ha 52 anni. Sì. Volevo sapere, è una cosa seria, andrà bene, questa frequentazione? Vediamo un attimo solo, scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. 3? Sì. Ok, un attimo. Allora, le carte mi dicono che come frequentazione andrà bene, ma niente di che, voglio dire. Se tu pensi di convivere con questa persona o sposarti sta persona per, tra virgolette, lo puoi dimenticare. Sarà una frequentazione di un buon gusto di letto. Ah, ecco, questo è il suo pensiero. Sì. Senti, Clem, ma troverò una persona nella mia vita? Come? Tu, la tua apertura di sentimenti, di fortuna, io la vedo, ci sta. Ah, Devi... io già ho convissuto, però l'ho lasciato dopo 9 anni. Volevo sapere se ci sarà di nuovo il vecchio o ci sarà qualcosa di nuovo? O vecchia età. Il vecchio lo devi buttare via, non serve più. Arriva qualcosa di nuovo, ma devi aspettare fine anno. Ah, ecco. Capito? Oh, grazie. Di niente, auguroni. Grazie. Ciao.
Allora, per consulti in privato potete contattarmi sempre allo stesso numero tramite WhatsApp e farne una richiesta di un appuntamento nel privato, dove nel privato non vi sente nessuno, stiamo solo io e voi, cioè io e tu, aum aum. Quindi il consulto in privato, il costo è 30 euro, quindi chi vuole lo può fare tranquillamente nel privato. Nella live in questo momento non si paga niente, è libera scelta, chi vuol chiamare chiunque. Sicuramente, Giulia, e quindi potete tranquillamente scegliere voi il modo di comunicare con me. Se credete nel mio operato, se credete nel mio operato. Se poi per voi uno vale l'altro, allora non ci vuole niente. Fate così col dito sopra il monitor e a quest'ora trovate tanti bravi cartomanti che si mettono lì ad ascoltarvi, a spassarvi, a divertirvi, a chi più ne sa, chi più ne mette. Ok? Quindi questo è il modo di lavorare mio. A me mi dovete chiamare sia per consulti, sia per un problema che vi assilla, io vi do consigli in merito, sia per un ritorno d'amore, un legamento d'amore, volete legare a voi una persona che se n'è andato via, lo volete far tornare, io sono disponibile a darvi questo aiuto, ma non lo faccio gratuitamente. Io non faccio niente per niente. È il mio lavoro ed è giusto che mi ricompensate. Ok? Allora, per questa live il numero è 345 630 81 7. Questo è il numero di telefono per comunicare. 345 630 81 72. Ok? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Una domanda? Sicuramente. Allora, volevo sapere se io troverò qualcuno in amore. In amore. Posso sapere quanti anni tieni, che segno sei? 50 leone. Perfetto. Prego, scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 2. Un attimo in linea. Tu esci fuori già da una storia sentimentale che praticamente ci hai sofferto un po'. Tu c'hai ancora nella mente una persona del tuo passato. Questa persona indossa un tipo di divisa. Allora,
togliti questi pensieri dalla testa, perché tu incontrerai la persona giusta, ma devi ancora aspettare un po'. Però passerai un bel Natale. Auguroni. Una persona che già conosco o nuova? Una persona nuova. Ok. Ti abbraccio. Grazie. Buonasera. Ciao Sergio, salutiamo il mio carissimo amico Sergio Zaccariello che dice: ciao Cleo, stavo su TikTok e sono rientrato qua. Sì, qua puoi scrivere su TikTok, non puoi scrivere. Un abbraccio a te Paolina, salutami Paolina. Pronto? Senti, siamo davanti alla mia parete, una ragazza che fa il giornale a Fabio. Il fidanzato l'ha lasciato e dovevamo sapere se è tornata. Da quando l'ha lasciato il fidanzato? Sarà un annetto. Era un anno, tu pensi che il fidanzato torna ancora? No, Ma queste favole chi ve le mette nella testa? Pinocchio. Pinocchio, Chi è cattivo? Pinocchio è cattivo. Quindi non sta a tutto, ragazza. Mo controlliamo un attimo. Quanti anni c'ha la ragazza? 22 anni. Allora, 1, 2, 3. 3. Che segno è la ragazza, hai detto? Acquario. Ok, un attimo che controllo, No, non vedo alcun ritorno, Gioia. No, niente di niente, lo vedo già. No, questa persona. Sì, non è cosa. Ok? Ti abbraccio. Ciao. Allora, amici di TikTok, l'ho detto prima, lo ridico, andate a mettere seguo sul mio profilo TikTok che si chiama Smav Radio. Un attimo in linea. Smav Radio è un mio profilo che gestisco io, dove io pubblico video di cucina, particolarmente di cucina, quindi amo cucinare, l'ho detto, e lì ci divertiamo un poco nel mio privato. Quindi andate lì su TikTok e cercate Smav Radio e di più potete ascoltare la buona musica con dirette live, con musica napoletana, insomma, vi divertite un mondo. Vi aspetto, però andate lì, mettete il seguo, grazie. Pronto? Buonasera. Giuseppina. Prego? Gemelli. Quanti anni tieni? Quindi vuoi sapere in amore c'hai un compagno oppure se trovi qualcuno? Se trovi la persona giusta. Vediamo subito. Allora, miei cari amici, l'amico Sergio Zaccariello è un collega, è un cartomante, un bravo cartomante. Quindi è un mio collega ci conosciamo dal 79, lui l'ha scritto pure. 1, 2 o 3? Prego? 1. Vediamo cosa dicono le carte.
Allora, io vedo, mi ascolti? Io che vogliamo fare? Vogliamo comunicare o attacco la telefonata? No, forse c'è stato un attimo completamente. Ok, grazie. Io la seguo sempre, addirittura il suo numero l'ho registrato pure in rubrica. Ti ringrazio, gentilissima. Forse c'è stato un attimo... Allora, ascoltami bene, io in te vedo l'apertura sentimentale, perché guarda qua. Esce la carta della coppia col sole uscente, mi esce il carro della fortuna, mi esce l'angelo, segno di positività, e il carro della fortuna. Te in amore c'hai un'ottima apertura, devi solo aspettare il momento opportuno, che io ti dico, incontrerai, stranamente, ma incontrerai il mese di novembre la persona giusta che stavi aspettando già da un pezzo. È nuova. È nuova, sì. Ok? Grazie tanto, molto gentile, io mi fido solamente di lei. Grazie, ti abbraccio di cuore. Anche a lei un abbraccio, che Dio la benedica. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Facciamo sempre vedere chi sono io, chi ero 20 anni all'età di 20 anni, un attimo in linea, chi ero io all'età di 20 anni e chi sono adesso. Una gran differenza. Ma solo per farvi capire che quando dico sono 43-44 anni di attività è la pura realtà, ci abbiamo le prove. Pronto? Sì, mi dica. Sì? Sì. Se è sposata e prova qualcosa per te, che cambia? Vediamo. Quanti anni c'hai tu? Che segno sei? Gemelli. Gemelli e lui? Gemelli pure lui. Quanti anni tiene lui? Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. Ok, sì, Gennaro prova qualcosa per te, gli piaci e vorrebbe portarti a letto. Lo so che a te sta cosa ti fa impazzire, perché tu gemellina caratterialmente sei così, godi solo... Sì, ma non amo distruggere le famiglie, però. Quindi no. Non ami distruggere le famiglie, assolutamente, però ti intriga la cosa. Vedi? E cosa vuol dire intrigare la cosa? Wow, chissà come, chissà che, chissà qua. Bella mia. Non me l'aspettavo, soprattutto se mi ho fatto 3.000 domande, però
molto curiosa realmente. Lo so, ma sai a quanti altri piace? Solo che gli altri non te lo dicono. Questo qui è stato più sincero nel dire: senti, tu mi piaci, che mi fa, che volimmo fa, o no? E questa è la realtà. Mo devi sapere tu, devi tu valutare, devi tu sapere che fa. Tutto qua. Vabbè, lui già sa. Lui già sa. Che non è cosa. E vabbè, basta spingere un po' di più, non ti preoccupare. Sono una ragazza seria, non posso. Ti auguro che sia così, Va bene, grazie. Buona serata. Anche a lei, arrivederci. È vero, Giulia, siamo pazzi. Grazie Sergio, l'amico Sergio come me dal 1980-82 ha iniziato la sua attività come cartomante. Sei così anche tu, Giulia? Anche io, lo sai? È così. Allora, prendiamo un'ultima telefonata, vediamo chi ci chiama. Ultima telefonata in arrivo. Pronto? Buonasera, prego. Mi dica. Quant'anni tieni tu, che segno sei? E tuo figlio? Scegli un mazzo di carte 1, 2 o 3. Allora, un giorno ci sarà la pacificazione. Sicuro. Perché adesso lui non ragiona con la sua bocca, con la sua mente. Si lascia influenzare da chi è vicino a lui ed sta in questa fase per fatti suoi. Io dico l'anno nuovo qualcosa di bello accadrà. Ok? Ti abbraccio, Gioia. Ciao. Allora, io direi di mettere un attimo il telefono fuori posto, se ci riesco. Vediamo un po'.
per salutare, se non posso parlare, mi dispiace. Allora, anche oggi siamo giunti al termine. Zaccarino dice un grande abbraccio a lei e famiglia, sempre alla grande, con vera professionalità. Ti ringrazio Sergio, grazie di cuore. Salutami la tua compagna Paolina. Salutiamo a tutti quelli che mi hanno seguito sia su TikTok che su YouTube. Salutiamo l'amica Giulia, salutiamo l'amico Angelo Ferraro, salutiamo Massimo, salutiamo non voglio deludere a nessuno. Francesco, ciao Francesco, a Rox Pirrell. Se dimentico qualcuno, perdonatemi. E ci sentiamo nella prossima live. Domani non ci sarò in live, quindi domani state in grazia di Dio. Grazie Angioletto, un abbraccio forte. Quindi domani non ci sarò perché domani c'ho sincerità per sincerità. Domani non posso perché ho l'appuntamento col tecnico della stufa pellet che deve venire a fare la pulizia annuale, quindi devo stare vicino a lui e non c'ho possibilità. Magari in serata, se posso, mi affaccio. Un abbraccio, a risentirci alla prossima. Ciao a tutti.